Tra l'altro, ecco, insomma, la Cina attualmente rappresenta il primo mercato mondiale per quanto riguarda i robot industriali. Ha superato Stati Uniti, Giappone, Corea e così via. Questo per quanto riguarda la realtà classica industriale. Noi insomma, abbiamo diversi rapporti con università cinesi, c'è stato sempre uno scambio di ricercatori, di recente è stato un professore associato, di postdoc, quindi gli assegnisti di ricerca e anche di studenti di dottorato. La Cina è molto cresciuta, per cui diciamo, hanno capito l'importanza di guidare il trasferimento tecnologico in questo settore con la ricerca. Le università cinesi stanno salendo, ci sono dei programmi congiunti fra università cinesi e università italiane. Nella fattispecie di Napoli questo funziona perché noi insomma, abbiamo una forte tradizione nel campo della manifattura e questo è non solo proprio per formazione di ingegneria Federico II, ma anche per quanto riguarda quello che sono le piccole e medie imprese. Questo insomma è molto importante perché l'innovazione viene guidata dalle start-up e dai nostri gruppi di ricerca, non parlo solo del mio gruppo di ricerca, sono diverse start-up che sono nate e tra l'altro anche a livello di tecnologia noi di recente abbiamo acquisito un umanoide, un robot umanoide, io mi interesso di robotica, e l'abbiamo acquisito da una casa cinese di Shenzhen perché attualmente è il robot umanoide che garantisce le prestazioni dinamiche più elevate. E quindi insomma in qualche modo sono due mondi che si avvicinano e il fatto di avere un evento topico che si tiene a Napoli e a Venezia, quindi con due sedi così, è quanto mai importante perché diciamo, il mercato della Cina è importante non solo per quanto riguarda il commercio in questo settore, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico. Quindi insomma, io ben volentieri faccio parte di questa iniziativa perché credo fortemente che diciamo, anche per un fatto in qualche modo di investimenti strategici, perché il governo cinese sta investendo fortemente in questo settore e questo ovviamente avrà un ritorno a 360 gradi, non solo sulla tradizione industriale cinese, ma soprattutto per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione in un campo a elevato gradiente tecnologico come la manifattura, la robotica e mettiamoci anche l'intelligenza artificiale.